Questione poste in Alto Friuli, in Carnia in particolare, siamo con il commissario straordinario della Comunità Montana, Lino Not, un incontro quest'oggi con i vertici di Poste Italiane, com'è andata? Ma io ho precisato le richieste del territorio, dei cittadini, degli amministratori della Carnia per questa rivoluzione che Poste Italiane intende portare avanti con il nuovo metodo, spiegando le difficoltà e illustrando quali sono le criticità del territorio, sia per distanze, persone anziane, servizi informatici ancora da andare a regime, banda larga sappiamo che stiamo lavorando, però ancora siamo un po' distanti per arrivare in tutto il territorio e quindi le problematiche che il territorio purtroppo ancora subisce. Da parte loro hanno spiegato che questo metodo di organizzare va avanti, c'è una delibera dell'Agicom nazionale che detta un po' le linee generali, legata questa ovviamente alla legge di stabilità nazionale, e tutto il servizio entro il prossimo anno andrà a regime su tutto il territorio nazionale in questa maniera. Io ho anche detto che forse era il caso di partire in altri territori, non quelli di montagna, i primi a impostare questo discorso, però per scelte loro, per discorsi anche di distanze, di numeri, di numero di poste recapitata, hanno scelto due territori in regione, che è la zona della Carnia e la zona di montagna del Pordenonese. Quindi la consegna a domicilio ogni 2 giorni rimarrà anche per la carne, non ci sono margini di trattativa. Partirà fra circa un mese. Nel frattempo i quotidiani fino a fine anno la consegna verrà fatta giornalmente, per questo c'è una trattativa a livello nazionale con le organizzazioni nazionali per definire come verrà in futuro distribuita la posta che fa riferimento ai quotidiani. L'importante, secondo loro, è che il postino sarà il postino telematico, non sarà il solito postino che ti porta la lettera e va via, sarà il postino che con il palmare ti darà i servizi sul territorio, sia per la posta da consegnare, sia per quella che può ricevere da inviare. Hanno garantito da parte loro che tutta la posta, secondo il tipo di comunicazione, entro i tempi che sono stabiliti verrà recapitata, ma secondo loro daranno un servizio migliore ai cittadini. Questo credo sia un discorso che loro lo hanno impostato, non si rendono conto molto bene della realtà della montagna, io l'ho nuovamente precisata e gli ho detto che è mancata l'informazione alla gente. Su questo siamo rimasti d'accordo che entro un mese, cioè prima di partire con il servizio, verrà fatto un incontro con loro e con i sindaci e gli amministratori per illustrare come intendono portare avanti il servizio con il postino telematico e con le nuove possibilità che questo può offrire alla popolazione.